Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su F1 2013 ragazzi, 11° posto in qualifica a Catalogna, un po' meglio ma sempre qualificazioni al limite, non mi sto trovando bene in qualifica con la McLaren. Il nostro Perez no, quindi comunque siamo in linea, Hülkenberg 10º, quindi alla fine vedi Mercedes, McLaren e Sauber sono la pole position per Kimi Raikkonen, Sebastiano terzo, godo, 17 giri in Spagna, in classifica siamo messi abbastanza bene con 2 vittorie e un quinto posto e un ritiro, però in Spagna dobbiamo assolutamente fare una grandissima gara. Non è prevista pioggia. Vai raga, Gran Premio di Catalogna. Vogliamo una bella partenza riscatto dopo il Bahrain, grande Come. Vai, tiriamola. Grande partenza. Grande partenza, stile Sepang. Siamo già quinti. Siamo già... Massa in fuga ragazzi. Evento, Massa in fuga. Vettel e Alonso si danno battaglia. Siamo al quarto posto ragazzi. Quarto posto, c'è il Bibitaro però. Mamma mia, sorpasso al limite. E ancora il Bibitaro che lotta con il Seba. Mamma mia, avvertimento. Però sì, non posso rischiare così, però. Vara che roba. Questo è un gran sorpasso invece. Mamma mia, che primo giro pazzo, ragazzi. Ragazzi, primo giro da drogati, È successo di tutto. Via, ok. Adesso manteniamo la calma, però, come perché non va bene. Carburante normale, adesso manteniamo la calma. È successo di tutto. Un po' aggressivo, il comandone è un pazzo, veramente. Mi sono fatto veramente di caffeina. Ho voluto a tutti i costi recuperare, veramente un primo giro bizzarro, se così si può dire. Io sono stato veramente graziato che potevo ritirarmi ancora, Il comandone in questa stagione l'ha cominciata in maniera un po' pazza, Ma anche questo è il bello, porca puttana, un po' di aggressività come nei tempi della Formula 1, non come adesso, che non puoi neanche fare sportellate, che sennò sono un disastro, va a cagare, però come non puoi prendersi i sorpassi. Bravo, però non stiamo guidando bene adesso, sono concentrazione, però dopo... Modalità carburante 2 nei prossimi giri, non possiamo rischiare. Dopo i vaneggi del primo giro basta, però. Un giro ve lo concedo anche di cazzeggio, però basta ancora. Possiamo rimettere il cervello a posto, Kuma, grazie, ok. Grazie, comandone. Perché avere le Red Bull così dietro non è positivo, però, Ho bisogno di un po' di concentrazione adesso ragazzi, perché ho fatto 2 giri, il primo veramente da panico e anche il secondo non bello. Il pilota dietro di te ha un solo secondo di ritardo, un secondo. Già 6 secondi da Raikkonen, bah. Dopo le prime 2 gare meravigliose, Sepang e Melbourne, arrivano le prime difficoltà ragazzi, però pagherei oro per il terzo posto. Webber va a cagare, però sono io davanti.
Sei tu che devi stare attento, di certo non io. Però stiamo guidando malissimo, cazzo, Dio mio. Cosa è successo? Come? Svegliati. Alonso quarto adesso. Alonso dovrebbe fermarsi ai box fra qualche giro. Ma a me non me ne fotte ugazza. Adesso dobbiamo guidare bene però, Nessun ritiro intanto. Concentrazione massimale perché ho fatto dei primi giri veramente scandalosi, molto molto male. Il primo vabbè, quantomeno pazzo, però ho recuperato posizioni, ma il secondo e il terzo veramente brutti. Certo che ho fatto un setup della macchina schifoso, la macchina che pende a sinistra, proprio comunista di merda. Cioè, veramente, veramente. Ho la macchina comunista, che merda. Cioè, sbagliare un setup così. Vabbè. Proprio non riesco a tenere in strada. Guarda che roba. O le gomme sono già distrutte, o il comandone è una pippa a fare i setup. Beh, però le gomme sono già prese così. Oh, ma che do coglioni. Madonna del Signore. No, sta gara proprio non mi piace, ragazzi. Non mi sto per niente divertendo in questa gara. Vabbè, momento difficile come indiano, però poi arrivano gare veramente dove sono molto più favorito. Il discorso è che se vogliamo vincere il mondiale, secondo me neanche la McLaren è la macchina giusta. Io ho provato, ragazzi, la Mercedes e la Ferrari e la Red Bull anche a livello esperto, e vado da Dio da solo. Io non capisco perché dopo qua con la McLaren hanno questi problemi. Però abbiamo capito che in carriera è diversa la macchina rispetto al Gran Premio normale, per via dello sviluppo di ste robe qua. Alonso di nuovo vicino. Passo indietro però rispetto alle prime gare. Però siamo comunque terzi, questa è l'unica nota positiva. Dopo la macchina faccio fatica a tenere in pista, non c'è niente da fare. Scusate, raga. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di 1,27, ma dai. Ma che giri sono, fioi? Il distacco da Alonso dietro di te sta aumentando di poco. Che giro di merda. Allora, non voglio neanche vedere le gomme. Un ritardo di un secondo. Alonsino è là, Alfonsino è là. Le gomme non ci sono più, che bella notizia. Dai, teniamo duro però. Teniamo duro. E se arriva il podio comunque siamo davanti a Hamilton e a Vettel, seria molto positivo. Ma no così, ma no così. Vabbè, sto primo stint è una merda, ragazzi. Stint con le morbide, orribile. Uno stint del cazzus. Al prossimo giro vado ai box, però devo andare ai box per forza un giro prima, mai successo. Ecco
confermato, alla prossima sosta monterai le gomme dure. Guarda che roba, gomme finite, un giro prima del previsto, non capisco. Questa gara è veramente una merda dal punto di vista pneumatici. C'è proprio Hamilton dietro adesso, ragazzi, c'è Gigione, c'è il piccolo Gigi. Sembra che tu stia perdendo aderenza. Forse No! rientrare ai box per effettuare Grande, grande il meccanico, ragazzi, quanto me lo godo il mio meccanico obeso. Adesso voglio mantenere il terzo posto, però devo fare dei giri incredibili. I prossimi 2 giri li devo fare veramente in maniera incredibile, perché sennò perdo il podio. No, non mi interessa, io mi difendo, cazzo, è nel mio diritto. Però sta Formula 1 delle gomme, ma bella da una parte, però. Ragazzi, calma, queste ultime curve sono pericolosissime. Box. Sono l'unico ad andare ai box praticamente, ma non lo so. Adesso devo fare 2 giri al massimo. all'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. 11° posto. Cerca di preservare i pneumatici. 11° posto. Adesso cerchiamo di guidare in maniera pulita. Ma continueremo a tenerlo d'occhio. Dai che adesso loro hanno le gomme usurate, quindi o vanno ai box o sono lenti. Perché un po' di traffico c'ho. Cerchiamo di superarlo subito su Till. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia... Guarda, se devo beccarmi il traffico, porca troia! Sta cercando di raggiungerti. Dai come. Troppo, ma va a cagare. Ma vai a cagare, comandone. Vai proprio a cagare. E perdo anche il terzo posto qua sicuramente. Cosa volevo fare? Per la fretta di superarlo, che adesso vai box. Ma Cristo santo. Ma va a cagare. Ma vaffanculo. Scusate ragazzi, un piccolo sfogo comendiano, ma ha fatto un errore clamoroso. Perché devo avere sta fretta che andava ai box? Perché? Ecco, intanto Alonso ha recuperato. E non sono più al terzo posto. Ma Dio santissimo, benedetto del Signor. Non sto girando bene, però. Faccio tempi molto più bassi di solito a Catalogna. 1.25, 1.24 a volte, però 1.25 è la media. 1.27, ragazzi. Che disastro. Io ormai ho perso la testa. Ho perso un po' la testa in sta gara, eh. Vabbè. Ancora niente, non faccio più una curva giusta. Ancora niente da fare. Brutto come non è. Alla prossima arriva anche la penalità, quindi sveglia. Carburante al minimo. Anche Gigione mi supera, evviva! E devo rischiarla. Ha appena optato per un set di gomme dure, ripeto, gomme dure. Mamma mia, mamma mia.
Ho rischiato anche l'incidente con Hamilton, proprio tutto negativo. Ma già in partenza ho visto che questa non era una gara buona. Cerchiamo di difendere il quarto posto. Peccato che abbiamo perso il podio. Ho la testa un po' scollegata però, Niente, Alonso ormai non lo prendi più. Purtroppo Alfonsino non lo prendi più. Però con un quarto posto comunque positivo davanti a Hamilton e a Vettel. Perdiamo punti solo da Alonso, ma pochissimi. 1,20 qua. 1,25 ho fatto, ma com'è? Sì, ma giriamo lenti. Giriamo lenti. Comunque anche setup la macchina riesco proprio a tenerla in strada. Vabbè, diciamo siamo quarti, è un buon risultato, però come prestazione non sono molto soddisfatto sinceramente, proprio per niente. Ancora, basta, madonna con sti errori. Niente, proprio oggi non ci siamo. Se non sei in forma strepitosa è meglio non giocare F1. Non mi sto piacendo per niente in sta gara. Continua a spingere, sei tra i piloti più veloci. Ma dove? Ma cosa stai dicendo, madonna? Datemi tori, cazzo, lo sto handicappato di merda. Mamma mia ragazzi, un errore dietro l'altro. Un errore dietro l'altro. Graziato dai commissari qua. Meno male che non ci sono le penalità come nella realtà, perché nella realtà basta uno sinceramente. Passi indietro, passi indietro, passi indietro. Vettel è quinto. Veramente mi sono difeso. A parte il primo giro pazzoide, poi una gara tranquilla, sinceramente. Sì, ho qualche volta ragazzi se taglio, perché se comunque sono giri dove non c'è attacco e non c'è difesa, sinceramente non... Sì, vabbè, ciao. Non è il caso, cioè, secondo me registrare anche quei momenti là è palloso. Anche perché è un gioco, questo sì, riesco a commentare, ma non è che riesco a commentare come altri giochi, quindi se devo anche concentrarmi, rischio veramente di avere una gara di merda. Sinceramente sta gara non è stato il massimo del godimento, purtroppo. Comunque devo cominciare a guardare su internet un po' di setup, come mi avete consigliato voi ragazzi, perché non si può andare avanti così. Cioè qua le gomme finite dopo 4 giri, Dio santo. Era ancora finita. Ancora. Un ritardo di 5 secondi da te. Vara. Mamma mia. Che disastro. Adesso dobbiamo veramente ricaricare le batterie sto gioco, perché adesso comincia il calendario più favorevole e la parte centrale della stagione che è importantissima. Le gomme sono andate. Cioè, le gomme veramente in sta gara. Probabilmente ho sbagliato io i settaggi. Ora che riesco di perdere la posizione. Ora che la perdo. Meno male, va. I coglioni, era Vettel vicinissimo. Quarto posto come... Ok, vediamo un po'. Allora, mail Monte Carlo nuvoloso.
Buone notizie, sono in vantaggio, vabbè, grazie, manco quello. Perfetto, vediamo le classifiche. No, le classifiche, grazie. Siamo al secondo posto a 72 punti. Beh, dai, non siamo messi male, però sta gara proprio non mi è piaciuta. Sonno comendiano. Costruttori, quarto posto. Buon raga, adesso per le prossime gare veramente va a migliorare. Mi devo riallenare un po' e sinceramente sì, mi devo ricaricare un po' le pile da F1 perché ho fatto veramente tanti video. E questo gioco qua, se non sei al massimo della forma, fai cagare. Quindi prossime gare Monte Carlo, Canada e Gran Bretagna. Secondo me Monte Carlo e Canada possiamo fare ottimi risultati. Raga, un saluto al commendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.